Sono giovanissimi, 16 e 13 anni, due ragazzini che la notte del 6 febbraio scorso si sono arrampicati sulla massicciata, raggiungendo i binari del treno, scavalcando un muro di cinta e dal cavalca ferrovia hanno gettato di sotto, dove passa la nuova bretella di Via Asiago, a San Zeno di Cassola, palloncini pieni di ghiaccio. Uno di questi ha colpito in pieno il parabrezza di un'auto al cui volante si trovava un 26enne cassolese, che solo per miracolo non è rimasto ferito e la situazione non è degenerata. È stato lui che ha allertato il 112, i carabinieri si sono messi sulle tracce dei due, risultati essere residenti in zona. Devono rispondere di getto pericoloso di oggetti in concorso e danneggiamento. Per il 16enne è scattata la denuncia, per il 13enne, non imputabile, la segnalazione, per entrambi alla Procura dei minori di Venezia. Oltre al gesto recriminabile, da non sottovalutare anche il pericolo corso dagli stessi ragazzini, un fatto che va ad aggiungersi a quelli che vi stiamo raccontando negli ultimi tempi, che riguardano i giovani protagonisti di risse e aggressioni. Ed è proprio il sindaco di Cassola che sottolinea l'importanza di fare squadra per prevenire episodi criminosi con protagonisti adolescenti. Stiamo cercando di intavolare tutta una serie di attività con le associazioni, con le parrocchie, attraverso il progetto Mangrovie, per fare in modo di sottrarli a quello che può essere semplicemente il mondo dei social, alla noia che può portare a determinate bravate che, ripeto, sono molto rischiose. Se noi riusciamo a cogliere nel segno sul piano della prevenzione, a livello di repressione anche questi episodi diminuiscono.